La prima caduta fa sempre male, si è riaperto il campionato, sarà oggi la sfida più difficile. Amici di Sportisti Ciao, da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Nissa, 20ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Pallone in mezzo, il Barbagallo la parata, è rimasto Lopizzo a terra. Il colpo di testa sul secondo palo da parte di Esposito. Ancora il Geraci avanti, pane bianco in mezzo, Guadagnoli, la zampata volante, calcio d'angolo corto, il cross in mezzo di Cocco, secondo palo, colpo di testa di Guadagnoli. Scambi rapidi della squadra di Terranova, Reghini, rischio, Gueye al volo, oltre la traversa, avanza la Nisia, cross in mezzo, colpo di testa, ancora una volta, Esposito sul secondo palo. Continua il proprio possesso palla, Vieto, pallone allargato per Esposito, fino in fondo, cross basso, Barbagallo. Giovagnoli in barriera, Privitera in mezzo, colpo di testa, non verso la porta, Esposito, primo palo nel tiro, sorvola la traversa, finisce in fallo laterale dall'altro lato. Sale Gueye, lo scatto contro Lopizzo, entra in area, scivolata di Reghini, calcio di rigore per la Nissa, il fallo di Reghini. Vediamo come si evolve la situazione adesso. Gueye alto! David Gueye sbaglia il calcio di rigore. Si rimane sullo 0-0. De Morra, mancino morbido, Guadagnoli al volo. Elisai. Guadagnoli e spalla alla porta. Subito il Geraci offensivo in questa ripresa. Fernandez, centrale per Elisai. Fernandez, proposta per pane bianco, si inserisce, non c'è nulla, secondo l'arbitro. Scaletta, cross in mezzo, colpo di testa lieve, Agudiak, Reghini spazza. Ogbonda la regala ad Agudiak, lanciato a Gueye, area di rigore, Gueye, Barbagallo. Scalisi chiede palla a Fernandez, la riceve contro Elisai, il sinistro, Elisai risponde. E allora De Morra, calcio da fuori, De Morra, Elisai giù, Guadagnoli l'appoggia clamorosamente. Giovagnoli, limite, mancino in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, Cocco davanti la porta, Elisai. Geraci recupera un pallone prezioso, Ogbonda, calza lui. Rimessa lunga di Privitera, colpo di testa di Barrera, Agudiak prova a coordinarsi. Esposito rientra, cross in mezzo, Gueye, Barbagallo, Agudiak sotto porta, Ivan Agudiak, la Nissa passa avanti a 10 dalla fine. Lopizzo, sale Geraci, cross in mezzo verso Fernandez, Giovagnoli, tiro respinto, è ancora viva, stava andando a calciare Pineschi. De Morra con Privitera che chiede calma, pallone morbido, colpo di testa, Ogbonda rischia, Gueye, Barbagallo, Agudiak si mangia la doppietta, spazio per Cocco che può fare qualche metro, sbaglia però il servizio nella direzione di Pineschi e allora contropiede Nissa, Gueye contro Reghini, sale Gueye, lo sfida a duello, passa Gueye, si deve fermare in piena area di rigore, serve sul secondo palo Agudiak che stavolta non può sbagliare, 2-0 della Nissa e partita chiusa, 11 stagione. Ed è ufficiale, il 2-0 della Nissa in casa del Geraci, decide Ivan Agudiak negli ultimi 10 minuti.